La corona e il mitico mantello di Freddie Mercury. Stiamo andando alla mostra dei cimeli originali di Freddie Mercury. Mamma mia, piccio, sono veramente emozionato. Ah, ragazzi, questa è la porta del giardino di casa di Freddie Mercury. Qui si entra. Questi sono kimono originali di Freddie Mercury. Ragazzi, questi sono tutti i quadri originali della sua collezione. C'è il prezzo perché sono messi all'asta, quindi si parte dai 4.000 ai 6.000 pound. Questa giacca costa 8.000 pound, sono più o meno 11.000 euro, ed è la giacca originale che lui indossa in quella foto. Tutti i pezzi che arredavano casa del mitico Freddie. Questo è il piano giapponese, un pezzo incredibile, guardate qui ragazzi, pezzi incredibili. Queste sono le shower door della doccia di Freddie Mercury, personalizzate. E qui già entriamo dentro la casa di Freddie Mercury. Wow. Ci sono tutti i suoi quadri sui cimeli originali, toccati da lui con le sue manine show must go on. Brr. Ma guardate l'arredo di casa di Freddie com'era. Le sue sigarette. Queste sono le sue sigarette originali. E com'è rimasto? Com'è rimasto le ha portate. Anche questo giornale qui è una chicca incredibile, è un giornale del 1981. E tale cucce, Kylo! E qui c'è una scrivania dello studio dove disegnava, e qui c'è un disegno originale di Freddie Mercury, ragazzi. Guardate qua. Questa è la mano di Freddie Mercury. Vi sto facendo vedere robe che veramente manco Canale 5 onestamente. Queste cose qua mi fanno emozionare tantissimo perché queste sono foto private, sono foto vere sue nella sua vita privata, non le solite cose che vedi in TV. Sembra di stare in casa sua, ospite suo con lui. Tavolo dove il mitico Freddie cenava insieme ai suoi amici. Ma Dragoeddo, pure io ogni tanto c'era a casa, facevo un pollo di patate che era favoloso, picciò. Un giorno faceva venire pure le patate aggassate, grande Freddy. Questo è il diario, vedi, degli ospiti, il menù delle scene che lui faceva. Guarda, 7 settembre 1986, domenica pomeriggio, Garden Lodge, bellissimo. Ah, l'invito di una festa, la sua scrittura, guarda. Questa è una chicca incredibile, ragazzi. Quella camicia la conosco, è famosissima. Gatti, ragazzi, di tutti i tipi, tutti i colori, tutte le forme. Gatti, famosa la passione per i gatti. Anche le riviste sui gatti, l'enciclopedia sul mondo dei gatti. Magliette coi gatti, oh, magliette di Freddie Mercury, ragazzi. Bellissimo. Qualche rivista dei Queen. Origine dell'epoca, questa è dal Giappone. Minchia, si arriva veramente, wow. Questa me la ricordo, questa no onestamente, questa qui me la ricordo, è iconica, guarda, niente, stupendo, qua proprio un'emozione. E questa me la ricordo benissimo, in quell'intervista è una camicetta di Freddie Mercury super famosa. Bellissimo. Sarebbe lui. L'orologio con l'album dei Queen. Lì c'è una foto bellissima di Freddie Mercury. Qui ci sono cose secondo me straordinarie perché collezionava queste pubblicità degli anni 20, anni 30, questo è lo stile futurista. Qui c'è il biglietto per il concerto di Elton John. Poi lì c'è lui con la sua firma. E queste sono foto originali incredibili. Queste foto qui sono delle foto straordinarie perché è una festa che Freddie Mercury aveva fatto dove hanno girato il video famosissimo e straordinario di Living on My Own. Qui la mitica giacca gialla da domatore di leoni, domatore del circo di Freddie Mercury, famosissimo col suo best outfit secondo me, Freddie Mercury Prime, veri, privati, straordinario. Questo è tutto in vendita ragazzi, tutto in vendita. Infatti qua c'è il numero dell'8, guardate lì, già la si vede che era ammalato, già qui non stava bene. Queste sono le riprese degli ultimi video. Cioè guardate le carte, la carta della Pan Am, Freddie Mercury, lui si era proprio cambiato il nome, perché lui non era nato con questo nome. Quadri meravigliosi.
le sue giacche. E qua ragazzi, questa è una cosa incredibile, perché qui possiamo vedere gli schizzi di quando aveva iniziato a creare il logo dei Queen, perché l'aveva creato lui disegnandolo a mano, e questi sono gli schizzi originali. Questa roba qua veramente fa venire la pelle d'oca. Qui le loro foto da ragazzi dei Queen, guarda, te robe originali ragazzi, che guarda qua. Questa è la copertina di un album dei Queen, valigie di Freddie Mercury, wow. Wow. La corona è il mitico mantello di Freddie Mercury in vendita all'asta. Ho saputo che non è vera pelliccia, è sintetico, è stato creato da una sua amica che faceva la designer. Qua c'è la descrizione del mantello e della corona. Ragazzi, voglio inquadrare i dettagli del mantello. Carrellata sui dischi d'oro, dischi di platino, tanta roba, eh? E la mia ragazza mi ha fatto notare che anche i box, questi baul, sono quelli originali dei Queen, ragazzi, del 12/8 dell'85, sono quelli tutti con le iniziali di Freddie Mercury. E adesso saliamo e andiamo a vedere la sala con il piano e si entra, ragazzi. Questi sono gli schizzi di quando stava creando il logo e stava prendendo forma, il logo ufficiale dei Queen. Guardate lì ragazzi, Nothing really matters to me, scritto lì originale, magari prima di averla incisa. È emozionante, ancora il meglio deve arrivare. Brr. Ci sono i testi ragazzi, scritti dappertutto in questi foto. Love of my life, e questo è il testo. Il testo di Somebody to Love è scritto così in quella maniera. Wow! E qui c'è poca roba ragazzi, We Are The Champions. Niente, gli schizzi e il testo ragazzi, incredibile. Don't Stop Me Now. Potrei inquadrare queste foto per ore, veramente, no, cioè mi stanno troppo emozionando veramente, perché questi sono aspetti di una vita privata che comunque a noi fan non ci appartiene. Elton John, con Elton John, va veramente lì a Natale. Queste sono cose veramente intime e personali che per me c'è di valore inestimabile essere qua per me oggi, veramente. Questa è la copertina dell'album News of the World e lui si era ispirato a questo libricino che aveva ridisegnato lo schizzo e l'avevano riportato lì. Qua si ritorna dentro casa di Freddie Mercury e qui siamo nel salotto. Tantissima roba, vinili, libri, giradischi originale di Freddie, chitarra originale di Freddie Mercury. Allora ragazzi, spiegano un pochino questa stanza. Dice che non era un segreto che Freddie Mercury era un ideatore di party allucinanti e che questa stanza conteneva un sistema di supporto audio, una specie di studio recording dove con gli amici registrava e si divertiva. Tenetevi forte perché entriamo nella stanza, secondo me, non so se sarà la più bella ma una delle più fighe, la stanza dei costumi di Freddie. Il manichino col suo volto. Questo abito è uno degli abiti che ha indossato poco prima di morire, già non stava benissimo, me lo ricordo questo doppio petto, siamo alla fine degli anni 80, sono tutte le giacche niente, ragazzi, sono veramente emozionatissimo. Wow wow wow, questo stile tipo apocalittico un po' alla Kenshiro, fighissimo. E qui c'è la giacca del video Living on My Own. Questa è la giacca di Living on My Own,
con quelle mitiche scarpe Adidas da pugile, uno stile incredibile. Veramente chi ha personalità non ha bisogno di seguire la moda assolutamente, guarda qui. Continuiamo con i vestiti, anzi con i costumi. Tutte cose famosissime. Chi conosce i video dei Queen sa che cosa sto inquadrando in questo momento. Tantissimi kimono. Lui indossava questi kimono giapponesi perché era innamoratissimo del Giappone. Siamo nella fase anni 70. Fantastico. Ci sono tutti i vestiti di Freddie Mercury. Quello lì è incredibile. Questo vestito qua veramente incredibile perché ci ha girato gli ultimi video prima di morire, tra l'89 e il 91. Questo abito è famosissimo, questo doppio petto azzurro. La canotta gialla della Champion, cioè questa è famosissima ragazzi, guardate qua. Cioè sono cose originali sue. Cioè molte cose che sto vedendo le conosco, le ho viste in video. Guarda costume con tutti gli occhi. Famosissima, guarda quella giacca, quel chiodo di pelle, bikers. Questo outfit, il pantalone rosso e la maglietta bianca con questo tono famosissimo. Quella canottiera di Superman strafamosissima. Quest'altro outfit che assomiglia a quello di prima con la scritta Flash strafamosissimo. Tutte le tutine dei live, dei concerti, dei video. Cioè veramente li sto guardando di presenza qua davanti a me in questo momento, è bellissimo. Veramente bellissimo, emozionante. Vans, Spadrillas, taglia 42. Guarda. Come potete notare ci sono tantissime di queste tutine da balletto e tantissime di queste scarpe da balletto utilizzate tantissimo perché sono quelle vere, utilizzate per i live, per i video. Lui le ha veramente massacrate. Vederle in quello stato è bellissimo perché queste scarpette hanno vissuto delle situazioni che sono veramente eclatanti. Onizuka Tiger degli anni 70, degli anni 80 e quelle Nike lì sono bellissime. Questo gilet col gatto, questi gilet qua. Già questo è il periodo dove non stava bene, mi ricordo questo outfit. Che bomba, qui ci sono gli occhiali a stella famosissimi di Freddie Mercury, sono famosissimi questi occhiali ragazzi. Sono dei Ray-Ban Aviator modificati, gli hanno messo queste lenti a stella, ma sono dei semplici Ray-Ban con queste lenti modificate, quindi questi occhiali qui non esistono, cioè nel senso è un paio unico, partono all'asta dai 2 ai 4 mila pound per poi arrivare chissà quanto. Questi sono gli occhiali famosissimi. Questo è il bracciale che ha utilizzato quando ha girato il video di Bohemian Rhapsody nel 1975, quindi parliamo di cimeli incredibili. E ancora un altro paio di Ray-Ban pazzesco, che poi non so se sono Ray-Ban perché magari se li ho fatti fare. Questi sono tutti cimeli, tutte cose sue personali, spille, cose varie, comunque gli occhiali veramente assurdi. Jukebox di casa di Freddy, l'asta col microfono originale, incredibile, incredibile. Questo è il look di Freddie Mercury dei Queen negli anni 70, questa tutina spaziale che potete vedere qui e qui perché è quella originale, chiaramente un pochino usurata perché l'ha utilizzata, e ci sono le scarpe e la tuta originale ed è quella. Piano Yamaha originale di Freddie Mercury, ragazzi, stupendo, tenuto alla grande, alla perfezione. Ragazzi, questi 88 tasti sono stati suonati da Freddie Mercury in persona. Cioè, questa cosa che vi sto facendo vedere è oro. Per le persone che sono fan e non hanno l'opportunità di venire qui a vedere di presenza tali oggetti, cioè con questo piano Freddie Mercury ha composto tra le migliori canzoni del XX secolo. Questa qui è il planner, la lista del Magic Tour scritto da Freddie Mercury. Una chitarra elettrica. Queen,
Sto mixer ha suonato della musica pazzesca. E lì c'è il Video Music Awards di MTV, Video Music Award Bohemian Rhapsody Freddie Mercury, vinto nel 92, ma già non c'era più. Una chitarra di Freddie Mercury, anzi un'altra. Sul set del video. Foto originalissima. Brr. E si conclude qua questa bellissima mostra, per quanto mi riguarda molto emozionante. Mi sono veramente divertito, mi sono emozionato. So che ho fatto un video lungo, però secondo me ne è valsa la pena. Spero di avervi fatto compagnia e di avervi fatto vivere con me le emozioni simili a quelle che ho vissuto io lì dentro, e mi auguro che vi sia piaciuto. Comunque una figata, Londra è bellissima, una mostra gratuita. Spero vi sia piaciuto e vi abbia tenuto buona compagnia insieme a Leo Buenasorte, un palermitano a Londra.